Noto che questa slavina della crisi dei partiti tradizionali noi l'abbiamo vissuta nelle elezioni amministrative, soprattutto nelle elezioni di Milano e di Napoli, e l'abbiamo vissuta con la vittoria referendaria. In tutti e due questi elementi il Movimento Grillo non ha avuto un ruolo, se non un ruolo secondario. Io ricordo una intervista a Grillo nella quale i nostri gli chiedevano: ma scusa, ma ti impegnerai per i referendum? È molto importante, c'è l'acqua, ci sono tutte le tue battaglie, peraltro, battaglie che lui ha il merito di avere spesso praticato anche da solo, perché poi io vedo i difetti, ma vedo anche i meriti straordinari che Grillo ha, per esempio, nella critica della crisi del capitalismo, cioè l'unico che ha detto delle parole importanti su questo terreno qua. E lui rispondeva: ma è inutile impegnarsi per il referendum, tanto è tutta una cosa scontata. Cavolo, è tutta una cosa scontata. Adesso lui sta raccogliendo il risultato di quei referendum, il risultato di quelle elezioni amministrative. E chiaramente Antonio Di Pietro, no, sta prendendo tutte le botte che si merita, per un mancato rinnovamento delle forme della sua politica, però se non c'era Antonio Di Pietro i referendum non c'erano. È un punto estremamente importante questo da tenere nella nostra considerazione, per cui francamente diciamo che adesso il rinnovamento della politica italiana passa dal fatto che in Parlamento manchi completamente la rappresentanza di quelli che comunque in un momento difficilissimo per il nostro Paese si sono battuti per difendere certi principi. Io francamente lo considererei un'ingiustizia. Non so, io come voterò ancora lo devo decidere, quindi lo dico in maniera del tutto obiettiva. È stato un contributo fondamentale in un momento nel quale è difficilissimo reggere botta su questo terreno qua.